Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Ucciso in casa e abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia, svolta nell'omicidio di Giuseppe Florio, 3 persone inchiodate dal sistema di videosorveglianza. La rinascita di San Cristoforo a Catania, al via il progetto di riqualificazione finanziato con 21 milioni del decreto Caivano per le periferie. L'arcivescovo Renna: valorizziamo il capitale umano. A Trapani, funerali blindati per il collaboratore di giustizia Bernardo Pace. Stava raccontando i legami tra mafia e politica e gli interessi economici di Matteo Messina Denaro in Lombardia. Forti sospetti sul suo suicidio. Corsa clandestina con un pony attaccato ad un caresse per le vie di Catania. La denuncia partita da un cittadino sull'app YouPol. Scoperte 2 stalle abusive nel quartiere di San Cristoforo. Invertiva segnali stradali per confondere gli automobilisti. La strana mania di un uomo di Alcamo sorpreso in flagranza con una scala. Per il calcio comincia la rincorsa alla Serie B dopo 48 ore di riposo. Il Catania riprende gli allenamenti in sede in vista della volata ai play-off. Dal 5 maggio squadra in ritiro a Veronello. Ancora una buona giornata, c'è la cronaca in apertura, svolta nell'omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne trovato morto nelle campagne di Castiglione di Sicilia. Sono state fermate 3 persone incastrate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, un bancomat sottratto e diversi prelievi. Il movente sarebbe questo. Sentiamo Desire Ferlito. Avrebbe scoperto prelievi anomali dal proprio conto effettuati con un bancomat che credeva di aver smarrito da settimane. Dopo aver chiesto spiegazioni e la restituzione delle somme sarebbe stato aggredito fino alla morte. 2 persone, Giuseppa Carmela Bianchino, 50 anni, di Taormina, e Gaetano Urfalino, 39 anni, pregiudicato originario di Palagonia, sono state fermate dai carabinieri con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere nell'ambito dell'inchiesta delle procure di Messina e Catania sull'uccisione del 66enne Giuseppe Florio. Una terza persona, Stefania Bergamasco, 53 anni, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia, è indagata per occultamento di cadavere. Il corpo dell'uomo originario di Giardini Naxos è stato trovato domenica mattina in una zona di campagna di Mitoggio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica e coperto con una trapunta. Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza. Agli investigatori si è presentata una scena inequivocabile, con 3 figure che all'interno di un androne trasportano un corpo avvolto in una coperta e lo caricano nel portabagaglie di un'auto per disfarsene. L'omicidio sarebbe avvenuto nell'abitazione della coppia a Trappitello. Giuseppe Florio sarebbe stato ucciso con diversi fendenti al volto e all'addome con un oggetto contundente. Successivamente il corpo sarebbe stato confezionato e trasportato fino alla zona dove è stato poi abbandonato. Nell'abitazione trovate tracce ematiche e segni evidenti di una violenta aggressione. L'auto della vittima è stata inoltre ritrovata carbonizzata a Taormina, in quello che gli inquirenti ritengono un tentativo di depistaggio. E adesso andiamo nel Palermitano, più controlli, più vigili a Sferracavallo dopo i recenti episodi criminosi. Nella giornata di ieri c'è stato un coordinamento in prefettura. A breve ci saranno altri 50 vigili urbani che saranno impiegati sul territorio. Marco Gullà. Più presidi, più controlli e comprensorio monitorato soprattutto nelle ore serali e notturne è quanto emerso dalla riunione di coordinamento in prefettura a Palermo dopo i recenti episodi criminosi verificatisi nella borgata marinara di Sferracavallo. Il prefetto del capoluogo, Massimo Mariani, ha presieduto una riunione con i vertici delle forze di polizia. È stata effettuata un'analisi approfondita degli episodi sui quali sono in corso attività investigative per migliorare la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica. La prevenzione è importante, ha detto il prefetto, ma è decisivo arrivare all'individuazione dei responsabili. Presidi e controlli, stesse misure adottate anche dopo la strage di Monreale e l'uccisione di Paolo Taormina. Inoltre il Comune di Palermo ha già predisposto il potenziamento delle pattuglie della Polizia Municipale in tutte le borgate marinare. In campo ci saranno 50 nuovi agenti della Polizia Municipale che a breve, dopo essere formati, potranno già prendere servizio. 8.000 litri di vino, sia sfuso che imbottigliato, senza documenti e neanche certificazioni, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Agrigento insieme agli ispettori della UCQ
RF della regione siciliana nell'ambito del controllo del settore vino nel contrastare frodi e irregolarità. Le verifiche hanno riguardato tutte le province, sono concentrate su possibili truffe legate ai vini DOP e anche IGP, come l'uso di uve non autorizzato, l'indicazione falsa della provenienza. Durante un controllo a Palma di Montechiaro è stata scoperta una cantina abusiva all'interno di un'azienda agricola. Non aveva autorizzazioni sanitarie, ne rispettava le norme igieniche e per questo è stata chiusa immediatamente. Ai responsabili sono state contestate violazioni amministrative. E adesso siamo a Catania. La rinascita di San Cristoforo, il decreto Caivano, può rilanciare lo storico quartiere catanese. Sono stati stanziati per i lavori 21 milioni di euro. Presente anche l'arcivescovo Renna, ha detto valorizziamo il capitale umano. Il servizio è di Tonino De Mana. Il decreto Caivano è realtà e per San Cristoforo è l'inizio di una nuova vita che passa dalla riqualificazione urbana. Un investimento complessivo del governo nazionale di 21 milioni di euro destinato ad aree ad alta vulnerabilità, mirato a restituire dignità e sicurezza ad uno dei quartieri più identitari della città. I progetti di rilancio sono stati illustrati nel piazzale dell'istituto Dusmet Dorie di via Playa 193, alle presenza, tra gli altri, del commissario straordinario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Fabio Ciciliano e dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che si è rivolto direttamente ai giovani. Ho parlato ai bambini cercando di farmi capire perché per loro il decreto Caivano sia una cosa vicina e si tratta di riqualificare gli ambienti, le infrastrutture che sono carenti, ma soprattutto di riqualificare quello che mi piace definire con un'espressione della dottrina sociale della Chiesa il capitale umano di San Cristoforo, che sono le persone che hanno bisogno di recuperare una maggiore fiducia in se stesse. Oltre ad una nuova scuola con annessi nuovi spazi sportivi da realizzare nell'area dell'ex conceria, gli interventi riguardano la riqualificazione di via Playa, la nuova palestra annessa all'Istituto Madonna della Provvidenza, un centro comunale di raccolta differenziata, la riqualificazione dell'ex mercato coperto e la rigenerazione di alcune piazze di largo Don Pino Puglisi, cui si riferiscono le immagini. Interventi mirati in luoghi simbolici, come ribadisce il sindaco Trantino. Dobbiamo cominciare tutti quanti a metterci in discussione. Io la faccio 25 ore al giorno e quindi nei momenti in cui ci mettiamo in discussione comprendiamo che cosa possiamo dare in più al territorio che amiamo come Catania o come in questo caso San Cristoforo. Un contributo di futuro senza dimenticare il passato, ma con un occhio al presente, quello dei tanti ragazzi di San Cristoforo. Adesso siamo a Catania. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle lanciano l'allarme sul progetto di ampliamento del porto proprio di Catania che minaccia la scogliera d'Armisi. Sono state annunciate iniziative di mobilitazione e anche sensibilizzazione. Sentiamo Roberta Lunghi. Salviamo la scogliera d'Armisi a Catania, il grido dei consiglieri comunali 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, insieme ad associazioni e attivisti impegnati nella tutela e salvaguardia della costa catanese, alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni sul progetto del nuovo porto di Catania, la cui estensione, proprio nel tratto della scogliera amata dai catanesi, ha ottenuto il via libera dal Senato in vista dell'imminente discussione in commissione alla Camera prevista per il 30 aprile. In una conferenza stampa fissata al Passiatore di fronte Piazza dei Martiri è avvenuto anche un confronto con i cittadini nel quale sono emerse le criticità oggetto già di ricorsi al TAR. Stanno cercando di rubarci un tratto di costa che ha un'importanza dal punto di vista naturalistico, geologico e biologico straordinaria. E ci sono delle difformità nel progetto che destano molti dubbi. Non condividiamo quasi nulla di questo progetto che prevede nuova cementificazione, che prevede, ora abbiamo la conferma, un'estensione sia a sud che a nord in aree di pregio naturalistico e storico per la città di Catania. Critica la posizione circa l'iter delle osservazioni al piano regolatore del porto. Tutte le osservazioni, tutte le prescrizioni che abbiamo chiesto al sindaco di fare presente all'autorità portuale sono state puntualmente disattese. I consiglieri comunali hanno anche annunciato che proseguiranno con altre iniziative che puntano a un'opera di sensibilizzazione per impedire che il piano possa diventare realtà.
E sempre a Catania, dopo il nostro servizio TG di domenica che documentava l'ingiustificata presenza di famiglie con bambini piccoli e sportivi che frequentavano piazza Battiato, tra l'altro delimitata da New Jersey in cemento e quindi interdetta al pubblico, il Comune di Catania ha emesso un'ordinanza che dispone il divieto di transito nella piazza devastata dal ciclone Harry. Il provvedimento si rende necessario per tutelare l'incolumità pubblica messa a repentaglio da una serie di pericoli. Siamo adesso a Niscemi, la frana continua ad avanzare verso la piana di Gela, la protezione civile invita alla prudenza, il monitoraggio è costante, interventi strutturali, la zona rossa potrebbe cambiare ma non sparire. GRI Italia. La frana di Niscemi non si ferma, si muove lentamente ma in modo costante, avanzando verso la piana di Gela. A confermarlo è il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, arrivato in città per una riunione operativa con le autorità locali. Sotto osservazione c'è soprattutto la retrogressione del ciglio, il punto più delicato del fronte franoso, un fenomeno che impone controlli continui e di lungo periodo, una situazione che in realtà non è nuova per il territorio. Il movimento del terreno accompagna la storia di Niscemi da oltre 2 secoli, ma oggi la priorità è ridurre i rischi e mettere in sicurezza l'area. Sul tavolo ci sono interventi concreti, 2 progetti distinti ma destinati a procedere insieme. Uno che riguarda la demolizione dei manufatti e degli edifici che vanno demoliti, con la parte che riguarda i contributi ovviamente ai cittadini, e dall'altra la messa in sicurezza del versante con la riprofilatura di quella che è attualmente il coronamento, cioè il ciglio della frana, per fare in modo tale che quello che è accaduto alla fine del mese di gennaio possa evitare di ripresentarsi. E ricordo che solo per un caso fortuito, fortunatamente non abbiamo ricevuto neanche un ferito. Resta però il nodo della zona rossa. Alcune aree sono già state riaperte, come la fascia tra i 100 e i 150 metri, ritenuta oggi sicura, ma il perimetro complessivo potrebbe ancora cambiare. Stiamo lavorando anche in questo, è ovvio che non sarà possibile ridurla a zero, questo è ovvio. Stiamo ragionando per eventualmente ridurre ancora un po' di più, però è ancora presto, bisogna aspettare ancora qualche tempo, forse qualche settimana. Nel frattempo Niscemi continua a convivere con la sua frana, una presenza silenziosa ma costante che impone attenzione, memoria e interventi mirati. A Trapani adesso funerali blindati per il collaboratore di giustizia Bernardo Pace. Solo i parenti più stretti si sono ritrovati al cimitero proprio della città. Aveva raccontato gli interessi economici di Matteo Messina Denaro in Lombardia e anche dell'ex avvocato Antonio Messina, processo davanti al tribunale di Marsala. Laura Spanò. Si sono svolte al cimitero di Trapani in forma privata e blindato i funerali del collaboratore di giustizia Bernardo Pace, ufficialmente suicida nel carcere di Torino. Pace, trapanese, era coinvolto nel processo Idra sulla presunta alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra a Milano. La procura piemontese ha concesso il nulla osta al trasferimento della salma a Trapani, ma l'inchiesta sulla sua morte prosegue. Pace, che aveva iniziato a collaborare, era pronto a parlare dei legami tra organizzazioni mafiose e politica e stava entrando nel cuore del sistema, raccontando un meccanismo in cui la mafia non si limita a infiltrarsi nello Stato ma ne diventa parte strutturale. Pace nei suoi 2 verbali ha illustrato gli interessi della famiglia dei Messina Denaro in Lombardia, tanto che per conto del boss deceduto aveva accolto a Milano il suo commercialista di fiducia. I suoi verbali saranno depositati dalla Procura di Palermo agli atti del processo che vede imputato l'ex avvocato Antonio Messina davanti al Tribunale di Marsala, indicato come il gestore dei soldi di Matteo Messina Denaro. Pace ha fatto il nome di Antonio Messina indicandolo tra i referenti operativi del sodalizio che a Milano era gestito da Paolo Errante Parrino, imparentato con i Messina Denaro, raccontando il suo ruolo di intermediario. Francesco Cerritto, ex direttore del Dipartimento Socio-Sanitario dell'ASP di Palermo, ha patteggiato una pena a 3 anni e 6 mesi per l'accusa di corruzione. Il dirigente dell'azienda sanitaria era stato arrestato dagli agenti della squadra mobile insieme al commercialista ed ex presidente della Samot, Mario Lupo, mentre riceveva dei soldi dentro una bomboniera nel parcheggio proprio dell'ASP. Torniamo a Catania. Una corsa clandestina con un pony attaccato ad un calesse per le vie della città. La denuncia è partita da un cittadino proprio sull'app YouPol e la polizia ha scoperto poi 2 strade abusive nel quartiere di San Cristoforo. Emanuela Corsi.
Un cavallo costretto a trainare un calesse, mentre attorno giovani in scooter lo incitano a correre. Una scena già vista, simbolo dell'illegalità diffusa sulle nostre strade, dove spesso ad avere la peggio sono proprio gli animali. Basti pensare al povero equino morto lo scorso ottobre sulla circonvallazione dopo uno schianto al tondo Gioieni. Questa volta il protagonista è un piccolo pony, costretto, come vedete nelle immagini, a correre per le vie di Catania. A denunciare l'episodio è stato un cittadino che tramite l'app YouPol della Polizia di Stato ha segnalato i maltrattamenti nei confronti dell'animale. I controlli degli agenti ancora una volta si sono concentrati nel quartiere di San Cristoforo, dove hanno individuato 2 stalle abusive in via Greco. Nella prima erano presenti 2 cavalli, di cui uno privo di microchip. Per appurare le condizioni di salute degli equini è stato chiesto l'intervento dei medici del servizio veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania, che peraltro hanno contestato sanzioni per circa 6.500 euro per la mancata iscrizione nella banca dati nazionale del cavallo, trasferito successivamente in una struttura idonea. Nella seconda stalla invece sono stati individuati 3 cavalli e il pony che il cittadino aveva fotografato e immortalato in un video inviato poi ai poliziotti tramite l'app YouPol. Dopo gli accertamenti i cavalli sono stati messi in sicurezza, evitando così che potessero rimanere coinvolti in pratiche illegali. C'è una breve sosta per noi, torniamo con le altre notizie fra pochissimo. Siamo di nuovo insieme e adesso vi raccontiamo la singolare vicenda di un uomo che ad Alcamo, siamo nel Trapanese, sostituiva i segnali stradali in giro per la città, creando confusione tra gli automobilisti. Ma vediamo il servizio di Orazio Longo. Quello che vedete in queste immagini non è un impiegato comunale solerte, tanto da lavorare anche di notte, addetto alla segnaletica stradale, ma un privato cittadino che ad Alcamo, nel Trapanese, attrezzato di scale e di quant'altro necessario allo smontaggio e al montaggio della cartellonistica, decideva in autonomia, secondo sue oscure esigenze, di rimuovere e sostituire, come a lui pareva meglio, i cartelli stradali. Arrivava in macchina nei pressi di un incrocio, estraeva la scala che aveva posizionato per lungo dentro la vettura e con calma si adoperava nell'azione. Un'attività durata giorni che ha messo in confusione gli automobilisti, che un giorno si trovavano una strada col divieto d'accesso e il giorno successivo magari diventava a senso unico, a svolta obbligata e così via. Alcuni utenti hanno segnalato l'anomalia, a mettersi alla ricerca dell'ignoto scambiatore di cartelli i carabinieri che durante un controllo notturno hanno sorpreso l'uomo mentre stava sostituendo nell'intersezione tra Viale Europa e Piazza Vittime Attentato di Nassiria un segnale di stop con un altro precedentemente smontato in un altro incrocio raffigurante il dare precedenza. L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali. Adesso parliamo di sicurezza sul lavoro, assemblea dei sindacati davanti a Palazzo Dornian a Palermo. Non si può morire di lavoro, questo è l'incipit della manifestazione dopo la tragedia avvenuta in via Marturani in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza proprio sul lavoro. Marco Gullà. Non si può morire di lavoro. Oggi è la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e così CGIL, CISL e UIL oggi pomeriggio davanti a Palazzo Dornian a Palermo hanno inscenato una mobilitazione unitaria sul tema della sicurezza scattata dopo la tragedia dello scorso 10 aprile in via Marturano. Con l'assemblea i sindacati chiedono di mantenere alta l'attenzione per ribadire che la sicurezza non è un dettaglio burocratico. Noi siamo un poco stanchi di fare comunicati di solidarietà, di fare comunicati di vicinanza alle famiglie e di continuare a dire alla politica che deve assumersi le proprie responsabilità. A distanza di 2 settimane viene acclarato che appunto i lavoratori non avessero un contratto regolare, cosa che avevamo già denunciato noi nelle prime ore, il fatto che non fossero edili, quindi questo conferma ancora di più la condizione di anarchia che vige in alcuni cantieri della città. Da via Marturano alla strage di Casteldaccia il prossimo 6 maggio ricorreranno 2 anni da quel terribile incidente in cui persero la vita 5 operai. Alla manifestazione di oggi presenti i figli dei lavoratori. Siamo qui oggi in rappresentanza perché la cosa che ci dispiace molto è che da parte delle istituzioni inizialmente è arrivata delle belle parole semplicemente, pochissimi fatti. Aspettiamo in primis che sia fatta giustizia. In primis e come secondo che qualcosa cambi dalle istituzioni, più controlli, più pene, le pene dovrebbero essere più severe per chi non rispetta
tutte le leggi. I sindacati hanno consegnato al governo regionale una piattaforma sulle attività che ritengono vadano messe in campo per garantire sicurezza e prevenzione nei cantieri. C'è un'altra breve sosta e poi la pagina sportiva. Adesso è il momento dello sport, il calcio in particolare. Nel pomeriggio di oggi il Catania torna ad allenarsi, lo fa in sede in attesa poi di ritrovarsi per la prossima settimana in ritiro a Veronello. Ma intanto sentiamo le ultime in questo servizio di Francesco Triolo. I playoff come ultima possibilità di centrare quello che è sempre stato l'obiettivo dichiarato, la promozione in Serie B. Il Catania vuole tentare sino in fondo e per questo non vuole lasciare nulla al caso. Mimmo Toscano ha deciso, d'accordo con la società, di isolare la squadra in quelli che saranno giorni fondamentali per preparare la seconda fase del campionato. Così tutti in ritiro dal 5 maggio almeno sino al 10 si va a Verona, centro sportivo di Veronello, ha annunciato il tecnico dopo la partita con l'Atalanta, dove le porte saranno chiuse, anzi blindate. Niente foto, video o conferenze stampa, solo lavoro e sudore. Il primo impegno è quello del 17 maggio, avversario naturalmente ancora da scoprire, in quella che è una lotteria, un campionato a parte con dinamiche e situazioni totalmente diverse dalla stagione regolare. L'obiettivo dell'allenatore è lavorare sulla preparazione fisica della squadra che con partite ravvicinate in pochi giorni può essere determinante. Così come determinante sarà recuperare tutti gli infortunati, Casasola, Corbari e Rolfini in particolare, visto che comunque gli altri stanno già meglio. In Veneto è probabile che i rossazzurri giocheranno qualche partita amichevole per tenere alto ritmo e attenzione. Intanto sino a domani la squadra è a riposo e in vista dei playoff Telecolor si è aggiudicato il pacchetto dirette differite, un nuovo ed importante impegno editoriale che permetterà la trasmissione in esclusiva e in chiaro di almeno una gara esterna, nonché tutte le differite integrali delle partite che la formazione di Toscano disputerà negli spareggi promozione. Allora, il Catania, abbiamo detto, ha la testa già a playoff, comincia a preparare i playoff, nel senso che ancora è dentro la stagione regolare il Palermo, che ha ancora 2 partite da giocare prima poi della post-season. Venerdì 1 maggio al Barbera arriverà il Catanzaro, ma sentiamo il servizio. 2 giornate alla fine del campionato, ma per il Palermo è già tempo di esperimenti in vista dei playoff. Rosanero che ormai non possono ambire più a nulla. In teoria ci sarebbe ancora la possibilità di arrivare terzi, ma il Frosinone, distante 6 punti, dovrebbe perdere le prossime 2 gare e il Rosanero vincerle, ma al contempo dovrebbero migliorare anche la differenza reti. Praticamente ipotesi quasi irrealizzabile. E allora contro il Catanzaro il 1 maggio e Venezia l'8 maggio il Palermo farà palestra in attesa dei playoff. Pippo Inzaghi darà spazio a coloro che hanno giocato meno, provando nuove soluzioni in attesa degli spareggi. Potrebbe rifiatare anche Poyan Palo, fino adesso sempre in campo e capocannoniere del torneo. Ma contro il Catanzaro dovrebbe esserci spazio anche per giocatori come Vasic, Giovane, Beresischi, Corona e Magnani. Una rotazione di calciatori in modo da oliare i meccanismi. Inzaghi non dovrebbe però variare assetto tattico, si continua con i 2 trequartisti alle spalle della punta. Intanto il club rosanero ha comunicato che acquistando un biglietto per Palermo-Catanzaro si avrà la prelazione per acquistare il tagliando della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. È tutto, ci fermiamo qui per quanto riguarda l'informazione su Sicilia 24, l'appuntamento è alle 14, grazie per essere stati con noi, l'augurio a tutti voi di una buona giornata, fra poco c'è la rassegna stampa curata oggi da Lorena Dolci.